Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta. Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora uno può dire, Donald Trump in effetti ha i suoi difetti, cioè non fa dello stilnovismo diplomatico, diciamo, la sua cifra, a volte sembra indulgere in fuga in avanti, a volte invece all'opposto dilazionare trattative, diciamo, particolarmente inestricabili. Donald Trump avrà i suoi difetti, questo lo mettiamo in premessa. Poi uno vede in questi giorni quanto sono ringalluzziti gli esponenti nostrani, a volte ammuffiti, diciamo, del partito cinese, e come dire rivaluta di colpo Donald Trump, cioè mi trasformo di colpo in un elettore del Wyoming di Trump, cioè con la bandana critico proprio e infoiato trampiano. Li abbiamo visti quello, come dire, che proprio ha monopolizzato l'attenzione delle cronache nostrane è stato Massimo D'Alema, che ovviamente era a Pechino perché c'era una reunion di famiglia imperdibile dal suo punto di vista, cioè Gran Visir, il partito comunista cinese, poi c'era Putin che vuole restaurare la potenza sovietica, Kim Jong-un, un macellaio stalinista per dinastia, diciamo, e quindi D'Alema ovviamente era lì in prima fila particolarmente commosso e ha rilasciato dichiarazioni. No? È importante ricordare la lotta eroica del popolo cinese, così importante per tutta l'umanità, per la sconfitta del nazismo. Ora, con tutto il rispetto della oggettivamente eroica lotta del popolo cinese, più che altro contro l'invasione giapponese che contro il nazismo, già solo per una questione geografica, io tendo a continuare a credere che sia stata lievemente più rilevante quella flotta sbarcata in Normandia per la sconfitta del nazismo, ma insomma queste sono le nostre considerazioni. Poi ha detto il leader Massimo, viviamo un momento difficile nelle relazioni internazionali. Io spero, confido che qui da Pechino venga un messaggio per la pace, per la cooperazione, per il ritorno di uno spirito di amicizia fra tutti i popoli. Dietro di lui sfilavano missili ipersonici, nuove armi nucleari, una parata militare, e lui proprio era convinto e confidava che arrivasse da lì un messaggio di pace. Questa è la doppia verità, che è una vecchia, come dire, dottrina da scuola comunista, ma poi ci sono stati altri esponenti illustri e o ammuffiti del partito comunista cinese o della Cina o del partito cinese, molto ringalluzziti. Romano Prodi, che, come dire, ha fatto dell'antiatlantismo la sua coerente, diciamo, linea rossa della sua azione ultradecennale, che ha scritto sul Messaggero un editoriale iperentusiasta: l'Europa deve guardare anche a est. E ha superato, probabilmente in eccesso di zelo, anche il Global Times, il quotidiano del regime cinese. Il leader Xi Jinping ha chiamato tutti a raccolta per sfidare l'Occidente, e qui lui si esalta, in teoria uomo occidentale, al caldo delle libertà occidentali, ma comunque, e lo ha fatto con le proposte che fino a ieri erano proprie dell'Occidente, e cioè la creazione di un mondo multipolare fondato sul libero commercio, il libero Xi Jinping, garante del libero commercio, il leader di un totalitarismo dove c'è una forma atipica di capitalismo di Stato e dove comanda su tutti gli aspetti della vita economica in primis il Partito Comunista Cinese, è il nuovo leader del libero commercio. Poi c'è anche 1400 laogai, cioè campi di concentramento in casa, ma insomma non vuole essere Pignolo Romano Prodi, ecco. Questi sono stati due esempi clamorosi, ma c'è tutto un mainstream molto entusiasta anche sui giornaloni. Sono anche i cosiddetti democratici o progressisti che pur di raccontare, vendere, esagerare una difficoltà, diciamo, geopolitica dell'America di Trump, sono contenti di questo asse delle autocrazie. Da sinceri democratici sono contenti che questo ritrovo di dittatori, tiranni, autocrati vari prenda vigore e sfidi l'Occidente, cioè sfidi le loro libertà, di loro che sono entusiasti. Capite che è un caso di isteria collettiva, di masochismo collettivo. Io davvero di fronte a tutto questo mi aggrappo al ciuffo impresentabile, ossigenato di Donald Trump tutta la vita. Guardate gli esponenti del partito cinese e diventerete più trampiani di Trump. Grazie a tutti, a presto.
tra un manifesto e lo specchio